Artigianato Imprese Veneto con il gruppo Calzolai. Calzolai 2.0, che è l'associazione nazionale aderente a Confartigianato Nazionale. L'Istituto Veneto per il Lavoro, che è la formazione della Federazione Regionale dell'Artigianato. Insieme al Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta, oggi hanno sottoscritto un protocollo per la formazione continua nel mondo dei calzolai. L'obiettivo è quello di portare la professionalità dei calzolai oggi in attività a livelli superiori, perché ci si è accorti che ci sono grandi opportunità di crescita e di miglioramento, ci sono tecnologie nuove, ci sono materiali nuovi, ci sono opportunità nuove, ci sono mode nuove, c'è una economia sostenibile e circolare che viene avanti e dove la riparazione è chiaramente un obiettivo da raggiungere anche nel mondo della calzatura. Ci sono poi possibilità di accordi tra i produttori di scarpe di alta gamma e i riparatori per il post vendita. Questi sono gli scenari che si aprono per gli oltre 380 calzolai che oggi sono in attività nella Regione Veneto, che saranno i primi ad essere coinvolti in questa possibilità di formarsi, e poi agli oltre 4.000 che ci sono in tutta Italia, perché questa vuole diventare un'academy nazionale che propone ai calzolai aggiornamenti anche brevi di 1 o 2 giornate nei weekend, ma che li portino a crescere in tanti aspetti, dall'uso dei macchinari a quello dei materiali e fino a fare scarpe su misura, magari sandali gioiello o altre cose. Oggi si partirà con questo possibile catalogo da mettere online, chiaramente raccogliere le adesioni, con un sogno a lungo periodo, che è quello di fare del Politecnico la prima scuola per chi vuole entrare nel mondo della riparazione, perché non esiste un accesso alla professione, però c'è una barriera all'accesso, perché se non conosci come si lavora sulle scarpe rischi solo di far male alle persone. Questo Politecnico e questo accordo vogliono far capire sia a chi entra nel mestiere ma anche al consumatore che c'è un rischio anche della salute e quindi è bene saper fare le cose. Diciamo che noi ci siamo posti il problema per il ricambio generazionale in 2 direzioni, quello sul consumatore finale, non perdendo di vista le altre tecnologie che in questo momento stanno facendo da padrone nel settore. Il Politecnico è una struttura avanzatissima, forse è l'unica in Italia così specificatamente dedicata a tutto quello che riguarda la scarpa. Ma diciamo che il Politecnico oggi credo che sia una realtà a livello mondiale sotto questo profilo. Negli anni ha saputo inserirsi nel settore delle calzature e della moda e come vediamo in prospettiva futura stiamo ampliando la formazione anche in altre direzioni. Sì, infatti il Politecnico era dedicato alla formazione per i tecnici delle imprese, delle grandi imprese della Riviera. Adesso con questo accordo in qualche modo ci si mette anche di fronte alla creazione di futuri possibili imprenditori. Ma come abbiamo ribadito prima nel discorso, noi teniamo d'occhio sia le 2 realtà, quelle delle grandi imprese e quelle delle piccole e medie imprese che oggi nel settore della calzatura hanno ancora un ruolo fondamentale, per cui dobbiamo tenere conto di queste 2 realtà che compongono il settore delle produzioni in sostanza. IVL, Istituto per la Formazione per il Veneto, nasce nel 1919. È un ente accreditato presso la Regione, fa formazione sia superiore che inferiore. In questo accordo noi ci crediamo molto perché credo che le attività manuali vanno supportate, soprattutto con la collaborazione del Politecnico dobbiamo sostenere il ricambio generazionale, ricreare quel tessuto produttivo, quella manualità che ci ha contraddistinto nel Veneto e credo che il Politecnico nella zona della Riviera del Brenta possa fare un grosso lavoro. È il nostro ruolo principale per i nostri soci, quello di reperire tutti quei fondi necessari per quella formazione continua, Fondo Sociale Europeo, fondi regionali, EBAV e quant'altro c'è di disponibile sul territorio. Quindi tutte le opportunità che possono usufruire, che possono aiutare
a fare questa formazione continua IVL cercherà di sfruttarle. Abbiamo calzolai in Riviera del Brenta, abbiamo calzolai nella zona di Verona, abbiamo calzolai nella zona di Montebelluna, quindi credo che la formazione deve essere interprovinciale. E per questi progetti interprovinciali credo che chi non meglio di IVL possa fare da trade union e fare da capo commessa, se così lo vogliamo dire, per questi progetti che stanno venendo avanti, certamente. È l'inizio giusto, perché l'unico modo per dare un futuro ai calzolai, alla nostra categoria, è la scuola. La scuola ci dà la possibilità di promuovere, perché solo attraverso la scuola possiamo promuovere la nostra attività. La scuola è la via del domani. Presidente, i calzolai spesso vengono pensati come una categoria che sta per sparire. In realtà, con le nuove tecnologie, le nuove mode anche, in realtà conoscendo e venendo a conoscenza delle tecniche, dei possibili materiali che si possono usare, è un mercato che può diventare veramente molto interessante. Sì, sono d'accordo, è un mercato e ne abbiamo dimostrazione perché tra colleghi abbiamo fatto aggiornamenti, abbiamo fatto corsi per quanto riguarda l'incollaggio, per quanto riguarda le tinture, per quanto riguarda anche l'ortopedia, abbiamo toccato anche questi tasti, per cui quindi l'anatomia del piede, e chi ha il coraggio di fare queste esperienze sicuramente avrà un negozio che gli darà soddisfazione. Il calzolaio può avere un futuro. Queste sono cose molto importanti perché bisogna stare al passo con i tempi. Presidente, si comincia con la formazione continua, quindi dedicata agli imprenditori artigiani che hanno una partita IVA e un negozio, perché appunto ci sono delle opportunità. Però il sogno da qui ai prossimi anni è quello di vedere il Politecnico, dentro il Politecnico, la prima scuola per chi vuole accedere alla professione. Sì, è un sogno. Io quando ho intrapreso la carica di presidente in Confartigianato, e io cercavo qualcosa e dicevo: ma non si può avere un patentino, non si può fare qualcosa per far sì che questa attività abbia un'evoluzione, abbia un valore, sia valorizzata. Per cui ancora una volta dico sì, la scuola è fondamentale. Presidente, è un'associazione nazionale che ha come obiettivo chiaramente promuovere la categoria. Qui oggi siete uno dei partner principali, perché poi potrete dal Veneto diffondere in tutta Italia questa iniziativa, ma soprattutto il vostro mantra è quello di avere una categoria che sia professionalmente preparata per non fare male alla gente e per avere una possibilità di stare sul mercato. Certo. Allora, qui diciamo che si corona il sogno di 20 anni di lavoro, un sogno che non è ancora la fine praticamente, ma è un sogno di un inizio nuovo, cioè ripartire da queste basi, che io le considero basi, di dare una professionalizzazione all'attività del calzolaio e uno sviluppo ulteriore per quanto riguarda le collaborazioni sia con grossi brand, formazione continua per quelli che sono in attività, formazione per i nuovi, per i ragazzi che finite le medie non hanno nessuna idea di quello che potrebbe dare un'attività come quella della calzoleria. Noi adesso nell'era in cui viviamo abbiamo delle possibilità enormi rispetto ad alcuni anni fa. Come che si è sviluppata anche a livello conoscitivo in tutti i calzolai che ci sono nel territorio nazionale, attraverso i social abbiamo la possibilità, attraverso web, con webinar, con formazione a distanza, far conoscere che non solo c'è una realtà, ma iniziare già anche a fare dei corsi a distanza. Non solo, nel momento in cui poi ci sarà questo tipo di conoscenza, è evidente che ci sarà anche la necessità di venire qui in sede del Politecnico, ma sarà specificatamente per acquisire quelle manualità che possono essere necessarie. Ma
credo che sia fattibile una cosa anche per tutto il territorio nazionale. E poi da cosa nasce cosa, chissà che magari in altre zone, nel meridione o nel centro Italia, si possano ricostruire anche iniziative di questo genere. L'importante è avere posto le basi per questa nuova esperienza.